Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. È ormai risaputo che stiamo attraversando un periodo particolarmente stressante e siamo un po' tutti confusi, destabilizzati e spesso le emozioni prendono il sopravvento sulla razionalità, no? Anche nell'andare a fare la spesa ci siamo imbattuti spesso magari in persone che facevano la spesa in modo un po' irrazionale, no? Riempendo magari i carrelli per il timore di rimanere senza beni di prima necessità. Adesso la situazione fortunatamente sotto questo punto di vista un pochino è migliorata proprio perché si è capito che non è, le grandi distribuzioni continuano a funzionare e quindi riusciamo ad avere i nostri beni, no? Però fare una spesa consapevole non è da tutti. Cosa significa fare una spesa consapevole? Essere coscienti di quello che acquistiamo effettivamente ci serve e effettivamente non fa male e non è un di più. Spesso magari andiamo a fare la spesa di fretta e spesso e volentieri dimentichiamo tante cose, ma passiamo da uno scaffale all'altro senza razionalità, no? E ci troviamo a mettere nel carrello anche alimenti che in realtà non mangeremo mai o che non stanno nelle nostre corde. In realtà bisognerebbe ritagliarsi un po' di tempo per fare la spesa. Un consiglio che do sempre ai miei pazienti è quello di andare a fare la spesa con la pancia piena, quindi a stomaco pieno, no mai digiuni, perché il fatto di avere fame fa sì che mettiamo nel carrello tanti junk food, tanti alimenti magari palatabili che solo alla vista ci provocano un aumento della salivazione, no? E quindi dovremmo evitare di andare al supermercato quando non abbiamo mangiato ancora. E poi scegliere alimenti, innanzitutto guardare sempre la scadenza, scegliere alimenti che abbiano magari una conservazione, no, a lungo termine. Considerate che quelli che hanno scadenza più lunga contengono anche molti additivi e molte sostanze, quindi conservanti, no? Che servono appunto a conservare l'alimento per lungo tempo. Sarebbe opportuno scegliere la frutta e la verdura di stagione, magari non esagerando pure nelle quantità, proprio perché è necessario che questa sia sempre fresca, no? Proprio per conservare tutti quei nutrienti che sono necessari per la nostra alimentazione. Fare una spesa equilibrata, magari di settimana in settimana, procedendo come vi consigliavo la scorsa settimana per lo smart working, procedendo con un menù. Magari sapendo il menù settimanale si può procedere ad una spesa settimanale così che non abbiamo tanti sprechi alimentari, riusciamo a fare una rotazione alimentare e quindi diciamo che la nostra spesa è un pochino più consapevole. E poi il fatto di leggere le etichette nutrizionali. Leggere l'etichetta nutrizionale, innanzitutto bisognerebbe guardare gli ingredienti, leggere gli ingredienti. E considerate che il primo ingrediente che trovate scritto è quello che è presente in maggiore quantità e spesso e volentieri negli alimenti, nei junk food, negli alimenti, nei prodotti da forno, quello più presente è lo zucchero di solito. E poi se gli ingredienti sono tanti, l'alimento è abbastanza complesso, no? Quindi avrà conservanti, avrà additivi, avrà tutte quelle sostanze che non sono poi così salutari per il nostro organismo. E non fate caso assolutamente alle chilocalorie che trovate scritte sull'etichetta nutrizionale, perché le chilocalorie possono essere esclusivamente di grassi o esclusivamente di zuccheri, a discapito di altri nutrienti che invece sono buoni per il nostro organismo. Quindi l'etichetta deve essere, bisogna saperla leggere. Io quello che vi consiglio,
leggete gli ingredienti. Spesso e volentieri, ad esempio, lo zucchero è nascosto, no? È camuffato sotto con altri nomi, per esempio sciroppo di glucosio, destrosio, no? Quindi dobbiamo un attimino, no, essere più coscienti e più consapevoli di quello che acquistiamo. Cerchiamo di non comprare troppi alimenti processati, che vanno dalle carni conservate al pesce conservato, ma anche a tutto ciò che è surgelato già impanato, perché è ricchi di grassi idrogenati, di conservanti, di sale. E quindi è opportuno scegliere alimenti freschi, seguendo la stagionalità per quanto riguarda la frutta e la verdura e i tagli di carne soprattutto più magra. Mi raccomando, pesce azzurro e quindi siate un pochino più razionali quando andate a fare la spesa, non lasciatevi prendere da quello che effettivamente attira gli utenti, perché se ci fate caso, no, pure alle casse, vicino alle casse trovate spesso quegli alimenti, quegli snack che attirano l'attenzione, no? Soprattutto per i bimbi, in realtà lo fanno anche per gli adulti, quindi dobbiamo essere forti, razionali e consapevoli. E quindi io vi auguro una buona spesa consapevoli a tutti, vi auguro una buona serata e ci aggiorniamo alla prossima settimana.